Buongiorno, ben ritrovati, nuovo appuntamento con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. Prima di andare dalla nostra Ilaria Marchiori, due notizie di cronaca dell'ultima ora. La prima riguarda purtroppo la tragica morte di un 18enne di origini marocchine che è deceduto dopo essere stato colpito alla testa da una bottigliata durante una lite avvenuta 2 notti fa in un piazzale davanti a un'azienda meccanica a Cerea, nel Veronese. Il giovane, ricoverato a Verona all'ospedale di Borgo Trento, non ha mai ripreso conoscenza. Ieri sono state avviate le procedure per la dichiarazione di morte cerebrale. Il presunto omicidio all'aggressore, che era ricercato in queste ore dai carabinieri, si è presentato in caserma per costituirsi ed è stato arrestato con l'accusa di omicidio preterintenzionale. Dunque una lite finita nel sangue, finita nel peggiore dei modi, con la morte di un 18enne nel Veronese. Fra poco torneremo a parlare, a proposito di questo, di aggressioni violente tra giovanissimi. Le abbiamo raccontate ieri non solo nella Marca trevigiana. L'altra notizia di queste ore riguarda il traffico, ma anche un allarme per l'aria e per l'inquinamento. Una cisterna carica di fenolo infatti si è ribaltata questa mattina lungo la A4 a Portoguaro intorno alle 10 circa. Il tratto tra San Stino di Levenza e Portoguaro in direzione Trieste è stato chiuso, così come l'ingresso al casello di San Stino in direzione Trieste. L'incidente è avvenuto alle 10. La sostanza, il fenolo all'interno della cisterna, nota per le sue marcate proprietà corrosive, l'elevata tossicità e un caratteristico odore pungente, sta preoccupando molto. Secondo le testimonianze l'aria sta diventando irrespirabile nella zona e la sostanza fuoriesce dalla cisterna. Per questo sul posto c'è anche il nucleo NBCR, l'autogru della sede di Mestre, un'autopompa e un autobotte del distaccamento di Portogruaro. Secondo una prima ricostruzione al vaglio della polizia stradale, la cisterna ha impattato contro la barriera spartitraffico centrale, quindi si è rovesciata su un lato lungo la corsia di marcia. Il conducente è rimasto ferito e sono in corso ovviamente le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza soprattutto dell'area. Ovviamente il traffico, le ripercussioni del traffico sono forti. In queste ore vedremo altri aggiornamenti se ci sono in merito a questo incidente, anche e soprattutto per l'eventuale riapertura dei tratti che sono chiusi. Andiamo, lo dicevamo, da Ilaria Marchiori. Ilaria Marchiori è a Camponogara, perché è Camponogara che si prepara a dare l'ultimo saluto sabato alle 15:30 a Tania Terrin, vittima dell'ennesimo femminicidio, vittima di un femminicidio che ha fatto parlare tutta Italia. E allora andiamo proprio da Ilaria Marchiori, che insieme a Sandro Ponchio, insieme al parroco anche di Camponogara. Buongiorno Ilaria. Buongiorno anche a te Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui insieme a Don Alberto Peron, sarà lui ad occuparsi del funerale di Tania sabato pomeriggio alle 15:30 qui nella chiesa di Camponogara che vedete alle mie spalle. Don Alberto, lei ha già sentito i genitori di Tania? Sì, ho sentito la mamma a telefono ieri, avevo dato la mia disponibilità ad ascoltarla, ad incontrarla se avesse voluto. Lei è stata ben disponibile e ha chiesto di celebrare il funerale qui a Camponogara. Ecco, perché sappiamo che fino a qualche giorno fa ancora non si capiva se il funerale sarebbe stato celebrato a Vigonovo, che è paese d'origine di Tania, dove vive appunto la mamma, oppure qui a Camponogara, dove Tania viveva da qualche tempo. E come sarete organizzati per sabato? Perché sappiamo che è in corso anche la sagra e quindi non sarà comunque una giornata semplice, nemmeno dal punto di vista logistico. Sì, questo contesto di sagra e oggi anche di fiera sembra un po' stridere con il funerale, però credo che, poiché dobbiamo sempre imparare a far nascere il bene anche dal male, questa attività ludica ma anche ricreativa credo sia la risposta migliore alla violenza, alla solitudine, al senso anche di incomprensione che tutti prende. Guardando i ragazzi, i bambini, i giovani, gli adulti, per esempio, che si impegnano qui nell'attuale stand, vedo in loro, nei loro sguardi, nei loro cuori, nella loro disponibilità, la risposta più bella
a questo clima anche di paura, talvolta di odio o di giudizio anche sommario verso persone, verso cose. Quindi questo credo dirò nell'omelia del funerale. Riscopriamo il senso di comunità che talvolta abbiamo un po' perduto, in quei piccoli gesti semplici di incontro, di ascolto reciproco, di amicizie vere, come abbiamo anche ripetuto giovedì scorso in piazza quando abbiamo fatto rumore per Tania. Ecco, infatti era presente anche lei. Sì, tante volte è stata detta la parola rete e credo sia questa la risposta più bella. Fare rete sicuramente in dibattiti, in incontri inesperti, ma anche e soprattutto con le persone semplici che sanno offrire e donare qualcosa di sé per il bene più grande della comunità intera, cristiana e civile. Ecco, avete deciso di organizzare qualcosa di particolare per il giorno del funerale? Non credo, adesso spero di vedere personalmente la mamma di Tania anche per ascoltarla così a tu per tu. Troveremo qualcuno che animi il canto, il suono e ci disporremo a vivere questo momento di fede per la comunità. Ecco, non solo la comunità di Campo Nogara è stata colpita da questa tragedia, anche quella di Vigonovo, e sicuramente saranno presenti anche molti altri, non solo rappresentanti istituzionali, ma molti altri cittadini da vari comuni della Riviera del Brenta, come erano presenti giovedì scorso al momento di rumore per Tania. Ricordiamo che l'autopsia ha confermato che Tania è stata strangolata dall'ex fidanzato, da Dino Keber. È stata disposta l'autopsia anche sul corpo di Keber. Non sono stati riscontrati segni di violenza, quindi significa che Tania non ha reagito, e si è in attesa degli esiti degli esami tossicologici dai bicchieri che sono stati prelevati dalla casa di Tania in mano al RIS di Parma, per capire se la 39enne possa essere stata narcotizzata o meno, visto anche l'esito dell'autopsia sul corpo di Keber, che appunto non ha riscontrato segni di violenza e quindi segni di reazione da parte di Tania. Questi gli aggiornamenti. Io ringrazio Don Alberto Peron, qui da Campo Nogara è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, grazie anche al parroco di Campo Nogara, grazie ovviamente a Sandro Ponchio per la parte tecnica. Restiamo però sul tema, una notizia di ieri dalla provincia di Treviso, con un 55enne di Villorba che aveva nascosto un GPS nella macchina dell'ex per poterne spiare i movimenti. Spiata, seguita, la vittima è una donna che ha interrotto la relazione con il compagno. Ancora una volta un uomo che non accetta la fine della relazione. Così un 55enne di Villorba ha pensato di controllare gli spostamenti della sua ex, nascondendo dentro il vano motore dell'auto un apparecchio GPS. L'uomo è stato sorpreso dai carabinieri nei pressi dell'autovettura della donna, una quarantenne di Treviso, che in quel momento si trovava all'interno di un locale della zona. Sarebbe stata lei a vederlo e impaurita ad allertare le forze dell'ordine. Dai primi accertamenti svolti dai militari è emerso che l'indagato ha monitorato gli spostamenti dell'ex mediante il dispositivo di localizzazione, dispositivo trovato e sequestrato dai carabinieri. Per lui, già conosciuto per precedenti di polizia, è scattato l'arresto. Il 55enne, che era già stato denunciato in precedenza per atti persecutori nei confronti della vittima, è ora agli arresti domiciliari con l'accusa di interferenza illecita nella vita privata. Nelle prossime ore, difeso dall'avvocato Alessandra Nava, dovrà comparire davanti al giudice per la convalida dell'arresto. Si tratta di un altro episodio che vede le donne vittime della prepotenza degli uomini incapaci di accettare la fine della storia. I due avevano convissuto per qualche tempo, una storia tormentata, poi la quarantenne aveva scelto di chiudere il rapporto, ma lui non ne voleva sapere. Il legale del 55enne ha detto di aver parlato con il suo assistito, che nei prossimi giorni valuterà eventuali passi. Per ora lui rimane agli arresti domiciliari.
Un 45enne invece è stato arrestato dai carabinieri di Schio a Piovene Rocchette, maltrattamenti, minacce di morte e anche aggressione al figlio dell'ex compagna. Queste le accuse pesanti nei confronti dell'uomo. È stato arrestato dopo una lunga serie di vessazioni, ingiurie e pesanti minacce di morte nei confronti dell'ex compagna e del figlio della donna. È il quadro ricostruito dai carabinieri di Piovene Rocchette, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal GIP di Vicenza nei confronti di un 45enne, indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Secondo i militari, la situazione è precipitata lo scorso 4 agosto. Al culmine di una lite per futili motivi all'interno dell'abitazione, l'uomo ha aggredito il giovane colpendolo alla testa con un attrezzo da giardino. Per lui lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Le indagini, coordinate dalla Procura di Vicenza nell'ambito delle procedure previste dal cosiddetto Codice Rosso, hanno consentito di ricostruire una situazione di violenze ripetute in famiglia. Il 45enne si trovava infatti già in carcere perché dopo l'episodio descritto l'ufficio di sorveglianza aveva sospeso l'affidamento in prova ai servizi sociali, di cui l'uomo beneficiava per una precedente condanna definitiva. Ora, nei confronti dell'individuo, è scattata anche la nuova misura cautelare disposta dal GIP di Vicenza. Entro le prossime 48 ore l'uomo sarà interrogato per l'udienza di convalida. Dalla violenza sulle donne, spesso purtroppo con esiti tragici, a un altro tema che purtroppo spesso ha esiti tragici. Parliamo degli infortuni sul lavoro. Questa mattina a San Giorgio in Bosco un operaio caduto da 7 metri, indagini in corso, è in gravi condizioni. Per noi sul posto c'è Mirko Cavallin. Buongiorno Mirko. Buongiorno Nicola, con Renzo Rigon alla parte tecnica. Ci troviamo nell'area artigianale di San Giorgio in Bosco, dove questa mattina intorno alle 9 appunto un operaio al lavoro sul tetto di questa porzione di capannone è caduto facendo un volo di 7 metri e in codice rosso all'ospedale di Padova portato dall'elicottero. Con me c'è Flavio Camporese, che è titolare della ASCAS SRL, ditta che commercializza in telai per biciclette di alta gamma. Voi qui siete in affitto appunto e questa mattina cosa ha visto o sentito? Sì, stavo facendo delle operazioni di routine di magazzino proprio perché siamo ancora parzialmente chiusi per ferie e a un certo punto ho sentito un botto. Ho alzato gli occhi al cielo, ho visto che si è squarciata una parte del tetto e sono subito corso a vedere cosa è successo e c'era questa persona che era caduta, al che abbiamo interagito un attimo, per capire se rispondeva. Visto che rispondeva a degli piccoli stimoli, ho chiamato subito il 118 perché ci fossero subito gli interventi, che sono stati veramente veloci. In pochissimi minuti sono arrivati e poi hanno svolto tutte le operazioni di rito. Ecco, questo operaio stava lavorando, voi ne avevate all'oscuro perché la proprietà è appunto di un altro imprenditore che ovviamente è stato informato. Stamattina pioveva a quell'ora, c'era ancora tempo incerto? No, non pioveva, aveva smesso da un'oretta, aveva fatto un'oretta e mezza, però non pioveva per fortuna. Appunto sul fatto indagano i carabinieri che sono già arrivati, sono in corso all'interno le verifiche da parte dello Spisal, dell'ULS 6 Euganea, dovrebbero passare anche i vigili del fuoco. Questa è una zona artigianale, appunto, come Renzo Rigon vi fa vedere, copertura in cemento prefabbricato, sono 700 metri quadrati all'interno, questa parte vostra appunto di vostra competenza. In quanti eravate al momento del fatto, oltre a lei? C'ero solo io in magazzino, perché appunto siamo ancora in preferie, per dire, quindi non c'era nessun altro, c'ero solo io. Ovviamente aggiornamenti li avremo nelle prossime edizioni, no, ancora non abbiamo rintracciato l'età di questa persona, appunto, che era al lavoro sulla copertura per conto della proprietà. Ringrazio Flavio Camporese per la disponibilità, per il racconto e la testimonianza e vi do appuntamento appunto alle prossime edizioni per gli aggiornamenti con Renzo Rigon. Alla parte tecnica è tutto, a te Nicola. Grazie Mirko Cavallini. C'è un altro infortunio, quello che abbiamo raccontato ieri con Federico Fusetti a Marano Vicentino.
Vicentino, con il 63enne operaio che è stato travolto da un muletto, le sue condizioni restano gravi, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. È ricoverato all'ospedale di Sant'Orso in gravi condizioni e in prognosi riservata un operaio di 63 anni di Valdagno, rimasto vittima di un infortunio sul lavoro all'interno della ditta Valle Ortigara di Marano Vicentino, che si occupa di trattamento dei rifiuti. L'incidente è avvenuto attorno alle 9:30 quando, secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è stato investito da un muletto in movimento, riportando gravi ferite alla gamba. A dare l'allarme sono stati i colleghi che hanno prestato le prime cure al ferito, le cui condizioni sono apparse subito gravi. Il 63enne è stato poi soccorso dal personale del SUEM 118, stabilizzato sul posto e trasferito all'ospedale di Sant'Orso in codice rosso. Oltre ai carabinieri, intervenuti anche i tecnici dello Spisal per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare le condizioni di sicurezza per i lavoratori dello stabilimento. A Padova adesso per una vicenda incredibile, davvero, parliamo di più di una decina di gatti rapiti e poi torturati. È accaduto appunto a Padova, ci sono 4 giovani denunciati. Marta Zatta ci racconta tutto in diretta, buongiorno Marta. Buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, una vicenda veramente dai risvolti macabri. L'inchiesta aperta proprio qui a Padova per 13 gatti che nell'ultimo anno, tra il 2024 e il 2025, erano spariti da una colonia felina in zona Stanga a Padova. Tra l'altro non solo da questa colonia ma anche gatti di privati. A segnalare proprio queste sparizioni è stata la persona che gestisce questa colonia felina, e anche i residenti vicini hanno segnalato appunto di questi 4 giovani di origine cinese che con giochi e con del cibo attiravano questi gattini e poi li facevano sparire. È stata appunto aperta un'inchiesta, si è riusciti a risalire a questi 4 giovani, ma la cosa più macabra, oltre ovviamente alla violenza, è che sembrerebbe che sia stato aperto un network dove venivano filmate queste torture, queste sevizie fatte a questi poveri animali e poi vendute, sevizie che venivano fatte anche su richiesta. Si sta indagando ovviamente per risalire se ci sono altri autori e per risalire insomma anche questi poveri gatti. Alcuni sono stati poi liberati, sono ritornati nella colonia, ovviamente denutriti, con il pelo strappato, pieni di lesioni. Veramente una vicenda che fa male. Io sono in compagnia di Marina Barzone e Elena Genghini, che fanno parte, sono volontarie di OIPA, un'associazione che si occupa da diversi anni della tutela di questi animali. Stavamo parlando anche prima, purtroppo violenze di questo genere sono all'ordine del giorno, e violenze anche che fanno male, ma soprattutto non si fermano. No, effettivamente noi come OIPA, noi siamo OIPA Padova e provincia, perché facciamo 101 comuni, e come protocollo sulle adozioni abbiamo proprio questo, la sicurezza. È fondamentale per noi che i gatti, è brutto dirlo, ma devono stare al sicuro, perché poi fuori succede questo, perché purtroppo il mondo non è a misura di gatto, non è neanche a misura di umano purtroppo, però i gatti vanno protetti, perché questo non è assolutamente un caso isolato. E mi preme dire che soprattutto, io ho letto alcuni commenti, i soliti cinesi, no, ok, in questo momento sono 4 ragazzi cinesi, però dobbiamo parlare anche di tutti gli altri casi che in questi anni sono successi, e spesso dietro ci sono anche italiani. La violenza negli ultimi anni, soprattutto dopo il Covid, anche questa è una cosa, è aumentata in una maniera esponenziale, soprattutto verso gli animali. Dovevamo uscirne migliori e invece siamo qui. Quindi lei dice dovevamo avere più consapevolezza, ma in realtà le cose sono peggiorate. Sì, sono peggiorate perché probabilmente quel periodo a tante persone non ha fatto bene, alcune famiglie forse si sono anche disgregate. È vero che oggigiorno la parola famiglia è un po' così, non esiste più, ci sono questi ragazzi allo sbando che per
forse per bravate o forse per sentirsi grandi, poi fanno anche queste cose, perché il mondo è diventato molto più violento, dobbiamo rendercene conto di questo, verso gli animali ma anche verso le persone. E lei diceva anche che ci sono proprio dei veri e propri accumulatori di animali. Sì, poi allora parliamo degli accumulatori seriali. Queste persone sono persone malate che dovrebbero essere seguiti dai servizi sociali e però invece spesso sono lasciati così da soli. Sono persone che vanno anche loro a rubare gatti, soprattutto gatti di proprietà, perché poi è più facile prendere il gatto di proprietà, se li portano a casa e magari in alcuni casi noi abbiamo visto anche gattini chiusi dentro ai trolley. Per fortuna però esistono associazioni come la vostra. Voi di cosa occupate? Allora, principalmente noi ci occupiamo di gatti perché il randagismo felino, soprattutto a Padova, è uscito è fuori misura, non abbiamo un gattile, non abbiamo un rifugio, le istituzioni non ci aiutano, tranne che vorrei dirlo proprio oggi qui in diretta, che abbiamo iniziato con il comune di Monselice un progetto per aprire un'oasi felina protetta proprio per proteggere i gatti che in questo momento, i gatti che di solito sono forastici, quelli che vivono nelle colonie e che spesso sono i più vulnerabili. Ecco, in conclusione, se qualcuno volesse anche entrare a far parte della vostra associazione o vorrebbe direttamente rivolgersi a voi, come può farlo? Il mio numero c'è ovunque, poi c'è Facebook, c'è Instagram, ci sono i numeri di telefono, c'è la mail, chiamateci, iniziate, provate, è un impegno. Non dobbiamo nasconderci perché il volontariato è un impegno. Purtroppo anche questo i giovani sono un po' non ci sono perché probabilmente non sono pronti a prendersi degli impegni. Oggi i giovani non riescono a capire che cos'è l'impegno, vivono un mondo sfalsato sui social. E non hanno l'idea di cosa vuol dire veramente impegno. Un'altra cosa che io dico sempre, il mondo del volontariato dovrebbe essere portato nelle scuole, tutto il volontariato, adesso noi facciamo volontariato con gli animali, d'accordo, ma proprio il mondo del volontariato nelle scuole, far capire che cosa c'è dietro. Ecco, grazie alle volontarie dell'OIVA e chissà che magari questo appello serva appunto a invogliare magari più persone a entrare a far parte della vostra associazione. Per il momento da Padova, Nicola, è tutto, a te la linea. Grazie a Marta Zatta, le tue ospiti. Abbiamo parlato di giovanissimi protagonisti della cronaca, anche come in questo caso denunciati per aver rapito e torturato dei gatti e dei gattini. Poi ci sono i giovanissimi vittime della violenza da parte di altrettanti giovani e caccia alla banda che ha colpito due fratelli di 14 e 16 anni durante la fiera di Santa Augusta a Vittorio Veneto. Il drammatico racconto di uno dei due fratelli, il più grande, che poi è finito all'ospedale. Ridevano, proprio avevano il sorriso in faccia, non la goduria, specialmente quello che aveva spinto mio fratello aveva un sorriso proprio da ebete, ma che godeva proprio nel prendermi la gola, tirarmi la sberla e tirarmi per la maglietta. Poi tutti gli altri che sono arrivati, c'era gente che sentivo che anche rideva, proprio gente che era felice di questa cosa. Diabolici veramente, proprio non sorrisi umani, diabolici veramente, il termine esatto. E hanno vissuto proprio l'inferno i due fratelli di 14 e 16 anni del Vittoriese aggrediti dal branco nella sera conclusiva dei festeggiamenti di Sant'Augusta, sequenze concitatissime, ora al vaglio delle forze dell'ordine, vista anche la presenza di telecamere e di alcuni frame. Sono le 11:30, c'è ancora gente a Serravalle, sono gli ultimi giri sul Tagadà, quando il più piccolo dei due fratelli viene colpito violentemente da un ragazzino di colore con un calcio. Il maggiore assiste alla scena e una volta sceso anche lui dalla giostra prende le sue difese. La persona che ha spinto mio fratello subito dopo è arrivato vicino a me e la giostra stava ancora andando, mi ha tirato una violenta sberla in faccia e mi ha strappato la maglietta. Allora là io istintivamente gli ho detto che cazzo fai? Proprio perché mi ero arrabbiato. Allora lui mi ha strangolato la gola
e mi ha tirato un cazzotto in pugno. Dopodiché quando siamo usciti sono arrivati subito dei suoi amici. Amici che nel giro di pochi secondi diventano una quindicina, buona parte stranieri e di seconda generazione. Con i fratelli accerchiati e messi all'angolo scatta un secondo tempo di violenza. Quindi ho preso mio fratello, mi sono messo sulla ringhiera, ho fatto da scudo umano e da uno che avevo parlato con lui perché stava spingendo mio fratello sono diventati in 15 che hanno iniziato a picchiarmi, a tirare pugni, calci, sberne, graffi. Altri mi strangolavano alla gola e altri mi tiravano proprio perché volevano prendersela con mio fratello. Arrivano dei volontari che separano i ragazzi. I due fratelli tornano a casa ma non viene fatta nessuna segnalazione, circostanza che lascia l'amaro in bocca alla madre, che poi ha portato il più grande al pronto soccorso dove sono state scongiurate fratture. I miei figli erano sotto shock, tremanti, l'altro figlio che aveva ricevuto queste percosse era piegato a metà, si è sentito dire di tornare a casa, quindi non c'è stata quell'azione di assistenza che dovrebbe essere portata avanti da chi volontario dovrebbe tutelare l'incolumità dei presenti, tanto più dei ragazzini. La donna ha subito interpellato e ricevuto risposta dalla sindaca Mirella Bagliana. Nelle scorse ore la denuncia in caserma dai carabinieri. Poteva andare peggio, racconta il sedicenne, forse salvato dalla sua tempra di atleta che al primo posto ha messo gli affetti. Me la sono vista brutta e ho preferito prendermi io tutti i pugni, essendo che sono più grande, piuttosto che mio fratellino più piccolo, e quindi questo è riuscito a farmi tenere bello aggrappato e saldo in modo che mio fratello non ne prendesse. E poi ci sono i 3 giovanissimi appena maggiorenni del Poto Gruarese che sono stati individuati per aver scaraventato in acqua a Bibbione mentre stava pescando un anziano che ha rischiato ovviamente di annegare. L'hanno fatto per scherzo, per gioco. Sono stati identificati i 3 responsabili dell'aggressione ai danni di un ottantenne di San Martino al Tagliamento, finito in acqua mentre stava pescando all'alba di domenica a Bibbione. Erano circa le 6:50 quando l'uomo, che si trovava nei pressi del pontile da cui parte il collegamento X Lagoon, è stato aggredito alle spalle e scaraventato in acqua senza un apparente motivo. I 3 infatti non conoscevano la vittima e secondo quanto ricostruito finora non ci sarebbe stata alcuna provocazione. Si tratta di 3 italiani neomaggiorenni e residenti nel Porto Gruarese. A permettere agli investigatori di risalire alla loro identità sono state soprattutto le immagini delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso l'aggressione e gli spostamenti di una Citroën arrivata nei pressi del pontile con i 3 a bordo. L'anziano, residente in via Poincico a San Martino al Tagliamento, dopo la caduta in acqua è riuscito a reagire, ha nuotato controcorrente, si è aggrappato ai pali del pontile e ha raggiunto nuovamente la riva prima di chiamare il 112. Ha riportato alcune scoriazioni e diversi traumi. Che di solito va, quando c'è la bella stagione, va giù al mare, all'appartamento e va a pescare, lui tranquillo. Gli accertamenti hanno quindi permesso di identificare i 3 che sono stati denunciati e saranno interrogati nelle prossime ore. Resta da chiarire il motivo di un'aggressione che al momento, secondo quanto emerso finora, sarebbe stata del tutto immotivata. Un episodio che ha profondamente scosso la comunità di San Martino al Tagliamento, lasciando rabbia e incredulità per quanto accaduto a un anziano che si trovava semplicemente a pescare. L'educazione dei giovani di oggi non hanno la famiglia, abbiamo distrutto le famiglie, non esistono più i nonni. Purtroppo bisognerebbe intervenire facendo delle cose, intervenendo sulle persone. Qui invece le persone alla fine fanno quello che vogliono e sembra quasi che ci sia una giustizia che è fatta per chi infrange la legge e non protegge per niente chi la rispetta. E questi ragazzi pensano di fare un po' quello che vogliono, dopo non so cosa sia successo in effetti, magari sono stati provocati, non lo so, questo non lo so io. E poi l'indagine dei carabinieri a Vicenza per ricostruire quanto accaduto a Marano Vicentino con il sedicenne aggredito per strada da uno sconosciuto e solo la sua pronta reazione ha evitato il peggio. Un'aggressione vera e propria. La vittima ha 16 anni, cammina per una delle strade del paese e sta rientrando a casa. È sera e dal buio sbuca uno sconosciuto che aggredisce da dietro e afferra per il collo il sedicenne, che però è atletico, si divincola, colpisce lo sconosciuto con un pugno e una gomitata e fugge. L'inquietante episodio è avvenuto a Marano Vicentino. L'aggressore era vestito di nero e con il volto incappucciato. Io ho contattato la mamma del ragazzo
ovviamente per manifestarle la vicinanza, anche per dirle insomma che se c'è qualsiasi necessità noi ci siamo. Il ragazzo è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Alto Vicentino dai genitori che hanno denunciato l'aggressione e il tentativo di strangolamento e i carabinieri di Thiene che ora indagheranno. Adesso però la questione è al vaglio dei carabinieri che devono aiutarci a capire che cosa è avvenuto e quindi insomma è importante che adesso venga svolto quel lavoro lì diciamo di indagine, di verifica della presenza magari di telecamere in aree private che possono dare una mano. Marano Vicentino non è abituata a fatti violenti come questo, considerato però un episodio isolato, anche se non l'unico, dall'amministrazione. Attendiamo di capire con la giusta preoccupazione rispetto a un evento a cui ovviamente non siamo abituati e che ha delle particolarità insomma sicuramente preoccupanti, però lo consideriamo un episodio assolutamente isolato e sul quale però vogliamo che sia fatta il massimo della chiarezza e soprattutto speriamo che si riesca a risalire anche alle origini e a chi si è reso responsabile. Dal sindaco l'invito a segnalare alle forze dell'ordine ogni comportamento o presenza sospetti, perché ai cittadini non può essere tolta la serenità di frequentare senza paure strade e piazze del territorio, anche alla sera. Un'altra aggressione, la violenta aggressione di Barcellona con il 21enne Nicola Maggiotto ancora in ospedale ma con segni costanti di miglioramento. Dopo essersi risvegliato ha cominciato a parlare e ha chiesto subito di voler tornare a casa. Siamo passati dal non sapere in quali condizioni si sarebbe svegliato ad avere appunto Nicola che parla, Nicola che interagisce e quindi sì, è stato un brusco però meraviglioso risveglio, ecco. Nell'arco di 24 ore Nicola Maggiotto sta dimostrando tutta la sua forza e la sua voglia di vivere. L'inizio del risveglio dopo il coma farmacologico segna un altro passo fondamentale. Nicola non solo ha aperto gli occhi e respira in maniera autonoma, ma non senza sforzi. Ha iniziato a parlare chiedendo ai genitori di tornare a casa in quell'asilo che lo attende con ansia e reduce da una grande mobilitazione nei giorni scorsi. Per il momento no, vediamo, speriamo, almeno adesso. È affaticato e viene alimentato con sondino, ma muove braccia e gambe Nicola, che nelle prossime ore sarà sottoposto ad accertamenti fisiatrici, e a confermarlo è Monica Cornaviera, l'avvocato dei genitori che sono con lui in ospedale a Barcellona. Altra storia all'indagine con la polizia catalana che continua gli accertamenti sul violento pestaggio subito dal 21enne da parte di un branco in corso di identificazione dopo una serata di festa trascorsa con gli amici, ma in questi momenti il lato umano chiaramente prevale anche sull'indagine. E si inizia davvero a sperare ora? Sì, assolutamente, siamo sempre in costante collegamento con mia sorella e mio cognato e speriamo appunto che Nicola ne stia venendo fuori nel miglior modo possibile. I furti adesso, non c'è pace, in tutto il Veneto non c'è pace, in particolare nella Marca, in particolar modo Roncade, che è un paese spesso bersagliato dai furti in abitazione. Ce lo racconta l'ultimo Marta Marangoni in diretta con Simone Merlo. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno a te Nicola, ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Siamo in provincia di Treviso, martoriata dai ladri nelle ultime settimane, negli ultimi giorni in particolare. Qui a Roncade, in via Garibaldi, la provinciale praticamente che collega il centro del comune con la frazione di San Cipriano. Ebbene, qui i ladri hanno colpito un'altra volta nell'ultima di queste villette a schiera che vedete alle nostre spalle. Sono entrati durante la serata, circa le 10:30 di sera. I proprietari si trovavano in camera da letto al piano superiore, hanno avvertito dei rumori di sotto, sono scesi e hanno trovato la finestra forzata, gli scuri che erano stati appunto
manomessi, ma i ladri erano riusciti a fuggire senza rubare nulla, probabilmente disturbati dal rumore dei proprietari che appunto si sono svegliati e sono scesi a vedere che cosa stesse accadendo. Marca martoriata dai ladri, dicevamo, perché negli ultimi giorni se ne sono verificati di furti davvero tanti, alcuni anche con dei bottini particolarmente consistenti, a partire da quello in via Montello, in centro a Treviso, dove i ladri, dopo aver scassinato la porta di un appartamento, sono riusciti a portar via denaro e gioielli per oltre 100.000 euro, come quello che si è verificato l'altra sera sempre a Treviso, questa volta nel quartiere di Santa Maria del Rovere. Anche qui il bottino è davvero molto ingente, ma sentiamo i dettagli nel servizio, poi linea allo studio. Mi costa fatica fare questa intervista, però credo in un mondo migliore, o meglio, voglio credere in un mondo migliore. E allora io faccio un invito a tutte le persone di denunciare quando sentono dei rumori strani. Non si può sentir battere per un'ora e non chiamare la polizia o i carabinieri. C'è amarezza più che rabbia nelle parole di Francesca Tessari dopo che la sua abitazione in Santa Maria del Rovere a Treviso è stata presa di mira da un comando criminale che, dopo aver scavalcato la recinzione, si è introdotto in casa con una violenza inaudita. La famiglia era in vacanza in montagna quando si è accorta dell'effrazione dalle notifiche sul cellulare da parte del sistema di allarme. Una volta rientrati si sono trovati di fronte la porta d'ingresso blindata, sventrata, eppure i punti luce a terra divelti. Sia la polizia che è intervenuta, sia gli esperti di portoni della Casa della Chiave ci hanno detto che per aprire un portone così devono aver lavorato almeno un'ora. C'è chi ha sentito colpi molto forti, tanto da pensare di avere i ladri in casa, quindi e comunque voglio dire, sono colpi che non avvengono durante il giorno, ma sono colpi che sono stati sentiti alle 2 di notte. I ladri quindi operano con tranquillità, rovistando dappertutto, incuranti dell'allarme che suona. Forse hanno usato un metal detector, fatto sta che individuano il pertugio dove la famiglia tiene i preziosi, i gioielli di una vita. Dal braccialetto d'oro che mio marito mi ha fatto trovare sotto il cuscino la prima notte di nozze, ai regali di laurea, le fedi nuziali, anche quelle che erano in attesa di andare dall'orafo per essere allargate, hanno preso tutto oltre i 100.000 euro. Io le dico solo questo, oltre i 100.000 euro, però non le dico, è più il danno, questa violenza psicologica. L'ipotesi è che a colpire siano stati dei ladri professionisti, trasfertisti, forse a bordo di una Panda bianca catturata da alcuni occhi elettronici. Eppure in questa casa la signora Francesca si sentiva al sicuro tra porte blindate, inferriate alle finestre, ma confidava anche nel senso collettivo che purtroppo non c'è stato. Non si può sentire un allarme che continua a suonare e non chiamare nessuno. Abbiamo proprio il dovere morale, secondo me, il dovere morale di chiamare le forze dell'ordine, perché altrimenti si diventa omertosi e complici. I furti, ripartiremo subito dopo la pubblicità proprio dalla questione furti, perché vi racconteremo ancora una volta del fronte dei borseggiatori, o meglio delle borseggiatrici a Venezia. Fermate 5 giovani, 2 minorenni tutte incinte e pensate girano con le ecografie già pronte per mostrarle alle forze dell'ordine per evitare di essere arrestate e portate in caserma. E poi nel Vicentino le continue razzie di rame nei cimiteri. Questo subito dopo la pubblicità.
Si aggiravano nei pressi del ponte di Rialto, in campo San Bartolomeo, adocchiando borse e zaini dei turisti su cui non distoglievano mai lo sguardo. 5 borseggiatrici sono state individuate e bloccate dagli agenti della Polizia di Stato. 2 di loro sono minorenni, 3 maggiorenni e tutte incinte. Diversamente dalle altre volte in cui le altre borseggiatrici sono state fermate dalle forze dell'ordine, le giovani non si sono limitate a urlare, strillare e sbandierare la loro gravidanza, ma hanno cominciato ad agitare con veemenza le loro ecografie. Referti che una volta portate in questura hanno provato ad usare per farsi liberare. Mentre le 2 minorenni sono state portate in differenti strutture di accoglienza, le 2 adulte sono state denunciate a piede libero nonostante avessero già l'obbligo di stare lontane dalla città di Venezia. I fermi fanno parte del maxi blitz antiborseggio da parte della Polizia di Stato. Nel caso delle 5 borseggiatrici, gli agenti hanno deciso di intervenire prima che potessero entrare in azione, accompagnandoli in questura per identificarle. Tornano i furti di rame e nel mirino sono ancora una volta i cimiteri, città che non è nuova a questo fenomeno. Il cimitero di Bertesina era stato l'obiettivo dei malintenzionati a dicembre, mentre nelle ultime settimane il piccolo cimitero comunale di Longara, dove sono state asportate alcune scossaline dai tetti, il cui danno è ancora da quantificare, e dal cimitero maggiore alcune borchie. Proprio in queste settimane hanno rubato anche a Longara, oltre al caso che era successo a Bertesina, e qualcosa anche al cimitero maggiore. Sono cose che ai noi capitano, l'abbiamo già provveduto a fare denuncia alle autorità competenti che ciclicamente comunque controllano anche i nostri cimiteri. Ma se da un lato si tenta di far fronte a questo tipo di incursioni attraverso controlli intensificati, dall'altro l'amministrazione investe sulla manutenzione dei camposanti comunali anche attraverso la sostituzione delle attrezzature ammalorate per renderli più fruibili e sicuri da parte degli utenti. Abbiamo chiuso il mese scorso un addendum contrattuale da 1.500.000 euro in 5 anni, 300.000 euro all'anno. Proprio grazie a questo adesso, proprio in questa settimana, abbiamo comprato 63 nuove scale, un investimento che non veniva fatto da oltre 20 anni in maniera così massiccia. Noi continuiamo a investire e stiamo dimostrando che sui cimiteri abbiamo un'attenzione senza pari, i cittadini ce lo stanno riconoscendo e noi comunque manterremo forte questa volontà perché fa parte proprio del decoro e della dignità delle persone. Questi dunque il fronte dei furti, le borseggiatrici e i furti di rame. Ancora la cronaca, ordigni e armi sui social, arrestato nell'Ordigino un uomo dopo una perquisizione della sua abitazione. La polizia ha sequestrato munizioni, armi e materiale per la fabbricazione di esplosivi. Un ordigno artigianale mostrato sui social, foto di armi e post sulla preparazione di esplosivi. È scattato l'arresto per un uomo residente a Pontenchio Polesine, in provincia di Rovigo. A far partire l'intervento è stata una segnalazione della Direzione Centrale per la Sicurezza Cibernetica, dopo il monitoraggio del profilo social dell'uomo. La Digos di Rovigo, il COSC di Venezia, la Polizia Postale e gli artificieri hanno quindi avviato gli accertamenti e raggiunto la sua abitazione. Durante la perquisizione è stato trovato il manufatto mostrato online, che si è poi rivelato inerte, insieme a diversi proiettili detenuti illegalmente, coltelli del tipo push dagger, ovvero con la lama a doppio filo e punto acuminata, e una pistola scacciacani modificata, ritenuta potenzialmente idonea allo sparo. Le forze dell'ordine hanno inoltre sequestrato degli appunti manoscritti contenenti indicazioni per la fabbricazione di ordigni oltre al profilo social. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di fabbricazione e detenzione di armi clandestine e il giudice ha per questo convalidato l'arresto disponendo domiciliari. Le tragedie lungo le strade, è indagato per omicidio stradale colposo il 19enne alla guida della moto su cui viaggiava anche Elena Pozzato, la 24enne di Rubano, morta la notte tra domenica e lunedì nello schianto lungo l'autostrada A4 a Noventa Padovana. Sbalzata sull'asfalto e poi travolta dalle auto che stavano seguendo la sua moto. Le telecamere dell'autostrada A4 hanno ripreso l'intera dinamica dell'incidente stradale nella quale è morta Elena Pozzato, 24enne di Rubano, deceduta la notte tra domenica e lunedì. La giovane commessa era in moto insieme al suo fidanzato. Il 20enne, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Padova, è indagato per omicidio stradale colposo. Il ragazzo era alla guida della motocicletta. All'improvviso ha perso il controllo e entrambi sono finiti
finiti contro il guardrail. Un impatto devastante, i due giovani sono stati sbalzati sull'asfalto, gli automobilisti in transito non sono riusciti ad evitare di travolgere la giovane. La procura di Padova ha disposto l'autopsia sul corpo della 24enne per capire se è morta sul colpo a seguito della caduta o dopo essere stata investita. I mezzi sono stati sequestrati, la polizia stradale di Venezia sta cercando di ricostruire a quale velocità stesse andando la moto al momento dell'incidente. La comunità di Rubano è scossa per la morte di Elena Pozzato. La ragazza viveva lì con la famiglia e lavorava come commessa nel supermercato del centro commerciale Brentelle. Sono e siamo davvero sotto shock per questa notizia che ci è arrivata stamattina. Poco più di un anno fa abbiamo salutato Giovanni Bortoletti, un quasi coetaneo di Elena, che invece siamo costretti a salutare oggi per un tragico incidente che l'ha portata via. Ci stringiamo al dolore della famiglia, non c'è molto altro che purtroppo possiamo fare e augurare ovviamente anche il meglio al ragazzo che era con lei. Domenica la 24enne aveva finito il suo turno di lavoro al centro commerciale, poi la gita in moto per concludere la giornata di fine estate insieme al suo fidanzato, che ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. Dopo l'autopsia si attende nulla osta per la restituzione della salma ai familiari che dovranno decidere la data dei funerali di Elena. Indagato per omicidio stradale anche il giovane che guidava, l'uomo che guidava l'auto da rally sulla quale ha perso la vita il 35enne di Fossò, Mirko Celin, la tragedia di Stra. Mentre la procura ha aperto un fascicolo indagando per omicidio stradale il 35enne che domenica pomeriggio era alla guida dell'auto modello da rally, la comunità di Fossò è in lutto per la morte di Mirko Celin, anche lui 35 anni, che si trovava al lato passeggero quando è avvenuto l'incidente che non gli ha lasciato scampo. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, per lui non c'era più nulla da fare. È una tragedia che colpisce profondamente la nostra comunità e che lascia un segno profondo di lutto, cordoglio, e anche come amministrazione comunale vogliamo essere vicini e partecipi a questo grande momento di dolore della famiglia. Sono riuscito a parlare con loro, i quali chiedono in questo momento la massima riservatezza sulla questione, e penso che il modo più utile per aiutarli sia mantenere il silenzio. Erano circa le 18:30 quando è avvenuto l'incidente. Alla guida Fabio Compagno. Prima la frenata, poi un boato fortissimo, hanno raccontato alcuni residenti della zona. L'auto proveniva da Dolo e non appena superato il confine nel comune di Stra, poco dopo la curva, ha terminato la sua corsa qui ribaltandosi. Ferito anche il conducente, amico d'infanzia della vittima, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita. Soccorso dai vigili del fuoco e poi trasferito in ospedale con l'elicottero del 118. I due erano molto legati, racconta il primo cittadino. È un amico d'infanzia che adesso è profondamente scosso per la perdita appunto di questo amico che conosceva da sempre. Poche ore prima dell'incidente, Celin aveva pubblicato sui social la foto della macchina da rally, scrivendo «Oggi niente bici». Il 35enne era appassionato di viaggi e di bicicletta che praticava a livello amatoriale. Faceva anche parte dell'associazione sportiva dilettantistica Tombelle, realtà del territorio legata alle due ruote. L'incidente riporta anche l'attenzione sulla sicurezza di Via Dolo, ricorda il sindaco Naletto. Una strada non ampia ma che vede delle limitazioni di velocità presenti sia nel comune di Dolo che di Stra, della segnaletica rafforzata a 50 km all'ora come limite di velocità e a 30 nei centri diremo più vicini alle case. C'è l'amaro però in bocca, c'è la tragedia di una giovane età, ecco, lasciata sulla strada, sull'asfalto, peraltro anche uno sportivo, un giovane con tanta voglia di vivere, che proprio attraverso anche una passione che oltre a quella della bicicletta era l'auto, ha trovato la morte. Ecco, che sia questo di esempio emotivo nell'insistere, nell'educare, nel far percepire il rischio che c'è nel non rispettare il codice della strada. E poi un incidente che a quanto pare incidente classico non è. Parliamo di un incidente che era avvenuto il 25 aprile scorso a Treviso, un 25enne studente universitario che travolge una 60enne in bicicletta, poi scappa. Fortunatamente la donna se la cava, anche se ferita seriamente.
Il giovane viene individuato e indagato per omissione di soccorso, insomma un classico pirata della strada. Poi però altri accertamenti, le telecamere mostrano come, secondo gli inquirenti, il giovane abbia investito apposta quella donna. Il motivo però non è ancora chiaro e per questo si procede adesso per tentato omicidio. Non mi sono accorto di averla colpita. Sarebbero queste le dichiarazioni rilasciate dal 25enne studente universitario trevigiano agli inquirenti. Il giovane, la sera del 25 aprile scorso, travolse una ciclista 61enne all'incrocio tra via Castagnole e via Ragazzi del 99, ma poi, invece di fermarsi e prestare soccorso, accelerò e fuggì. Un pirata della strada, si ipotizzò subito. Poi la svolta nelle indagini. Per la polizia stradale non fu un incidente, ma la manovra anomala fatta dal giovane farebbe pensare ad un gesto volontario. Per questo il ragazzo, prima accusato di lesioni, ora dovrà rispondere di tentato omicidio. A riprendere l'incidente le immagini di una dashcam posizionata sul parabrezza dell'auto che seguiva quella del 25enne. Da quel video si vedono due auto in fila, la prima si allarga per sorpassare la bicicletta, poi quella dello studente che sembra volerla superare, ma poi ad un tratto sterza investendo la donna. Una visione più chiara la Polstrada riesce a ottenerla anche con i filmati delle telecamere di videosorveglianza di un'abitazione che riprendono proprio l'incrocio. Una visione da un'altra posizione, ma il risultato non sembra essere diverso. Si vede la manovra almeno alquanto anomala. Identificato, il ragazzo è stato chiamato a dare una spiegazione, ma le sue parole hanno creato ancora più dubbi. Come può non aver visto se la macchina la colpisce in pieno? Tanto che la ruota avrebbe sfiorato la testa della vittima rischiando di ucciderla. Il 25enne è stato denunciato. Molte le domande che ancora non hanno una risposta. Ci sarebbe un movente? Le indagini della polizia stradale scoprono che la ciclista investita sarebbe stata la maestra dello studente quando era bambino. Le indagini continuano per chiarire la dinamica del sinistro. Al di là di questa vicenda specifica e molto particolare, resta però l'allarme sicurezza sulle strade, soprattutto quando si ha a che fare con i bambini. C'è un'iniziativa particolare del sindaco di Fara di Soligo, siamo sempre nella Marca trevigiana, Mattia Perencina. Attenzione, rallentare, in questo paese i bimbi giocano ancora per strada. La scritta sulla decina di cartelli che sono stati fatti installare dal primo cittadino lungo alcune strade secondarie in quartieri e borgate per invitare gli automobilisti a mantenere una velocità consono al contesto. Ci saranno ulteriori cartelli che verranno affissi nelle prossime settimane e lo spiega proprio il sindaco, il perché di questa iniziativa. Sentiamolo. Questo è uno dei cartelli che abbiamo messo in alcune borgate e vie del paese proprio per avvisare gli automobilisti di rallentare, perché nelle nostre strade, nei nostri marciapiedi, soprattutto ovviamente nelle strade secondarie, quest'estate c'è stato veramente un grande movimento, un grande incontro di ragazzi, bambini, genitori che si trovavano la sera per giocare, divertirsi e scambiare quattro chiacchiere. Quindi abbiamo pensato come amministrazione di avvisare, diciamo così, gli automobilisti di fare attenzione e di rallentare, proprio perché era bello vedere ed è bello vedere questi momenti di condivisione un po' come una volta nelle nostre borgate e nei nostri paesi. Quindi il fatto che ci si possa ancora ritrovare in strada a parlare, a fare una chiacchiera, ma anche a giocare. Quindi una nuova iniziativa che insomma spero sia apprezzata dalla cittadinanza. Abbiamo messo i primi 10 cartelli, nelle prossime settimane ne posizioneremo degli altri in altri punti del paese, quelli dove c'è più presenza, soprattutto di famiglie e bambini. Cambiamo argomento, un atto deplorevole contro alcune lavoratrici dell'ospedale di Schiavonia a Monselice. Guardate cosa è successo. Escrementi lasciati sopra il computer, la scoperta raccapricciante è stata fatta all'inizio del turno pomeridiano dalle dipendenti dell'USL 6 in servizio all'ospedale di Schiavonia, nell'ufficio dove vengono gestite le chiamate per l'accompagnamento dei pazienti nei vari reparti della struttura ospedaliera della Bassa Padovana. Un atto intimidatorio, un'umiliazione, quel che è certo è che si è trattato di un gesto deplorevole, non solo sgradevole, che punta ad attaccare le lavoratrici nelle loro mansioni quotidiane. L'USL 6 ha già
già avviato un'indagine interna per risalire agli autori del vile gesto. Verranno analizzati gli accessi verificando le telecamere di sorveglianza e i passaggi dei badge. I fatti risalirebbero ad un periodo compreso tra sabato e domenica. Si tratta di un ufficio che non è accessibile al pubblico. Le feci umane sono state lasciate intenzionalmente dopo aver aperto parte del computer. L'economia adesso. Leonardo Maria Del Vecchio lascia e non senza polemica EssilorLuxottica. Dal 31 agosto non sarà più presidente di Ray-Ban né dirigente di altissimo livello del gruppo. È uno strappo che pesa soprattutto nel bellunese e ad Agordo, dove Luxottica è nata e dove ancora oggi batte il cuore industriale del gruppo. Sotto accusa la gestione dell'amministratore delegato Francesco Milleri, definita troppo distante e impersonale. Ad Agordo la notizia dell'addio di Leonardo Maria Del Vecchio non può essere considerata una semplice vicenda di vertici e di azionisti, perché EssilorLuxottica non è soltanto una multinazionale dell'occhialeria, è un pezzo della storia industriale del bellunese, e lo strappo, anticipato da Milano Finanza e confermato in queste ore dalla società, è destinato a far discutere. Leonardo Maria Del Vecchio, quartogenito del fondatore, lascia gli incarichi operativi nel gruppo. Dal 31 agosto non sarà più presidente di Ray-Ban e dirigente di altissimo livello della società. A far rumore è soprattutto il contenuto della lettera di dimissioni. Del Vecchio critica apertamente il modo in cui il gruppo viene oggi gestito da Francesco Milleri, il manager scelto dal padre Leonardo per guidare l'azienda dopo la sua scomparsa. Una gestione che il figlio del fondatore giudica troppo lontana dalle persone e dalla cultura aziendale costruita dal padre, ed è questo passaggio a far diventare la vicenda societaria profondamente bellunese. Perché ad Agordo, dove tutto è cominciato, da anni il rapporto tra il territorio e la grande azienda è osservato con attenzione, specie dopo la morte di Leonardo Del Vecchio nel 2022. Non sono mancate le preoccupazioni e le voci sul futuro degli stabilimenti italiani, in un gruppo che nel frattempo è diventato sempre più internazionale. Leonardo Maria Del Vecchio nella sua lettera contesta proprio l'idea che internazionalizzazione e professionalizzazione debbano significare distanza. Il suo messaggio è che la crescita di una multinazionale non dovrebbe cancellare il senso di appartenenza e il rapporto con le persone. Una posizione che arriva mentre resta tutt'altro che risolta la partita della successione e del controllo della holding familiare Delfin. Ad aprile l'Assemblea ha dato il via libera all'operazione che dovrebbe portare Leonardo Maria al 37,5% di Delfin, rilevando le quote dei fratelli Luca e Paola per un'operazione del valore di circa 10 miliardi di euro. Ma il passaggio non ha chiuso le tensioni nella famiglia. A giugno il consiglio di amministrazione di Delfin si è spaccato proprio sulla garanzia richiesta dalle banche per finanziare l'operazione. Ora arriva anche l'uscita dai ruoli di gestione di Leonardo Maria, non la proprietà, perché attraverso Delfin continuerà ad essere protagonista nelle decisioni che riguardano l'azionariato di EssilorLuxottica. La notizia è particolarmente delicata perché dietro lo scontro fra due visioni manageriali c'è una domanda che riguarda migliaia di lavoratori e un intero territorio. Quanto resterà centrale il legame tra EssilorLuxottica e i luoghi nei quali la storia di Luxottica è cominciata? Una risposta che oggi non c'è. Dall'economia alla politica, la bufera sullo squadrismo Summerfest, l'evento di sabato scorso a Vedelago che ha radunato un centinaio di partecipanti, tra cui diversi esponenti di Futuro Nazionale. L'associazione Partigiani Lampi invoca l'intervento del prefetto di Treviso, mentre gli organizzatori respingono l'accusa di apologia del fascismo. Mi pare che non siamo di fronte soltanto a un fatto che richiama l'apologia del fascismo. Qui, anche se sono 4 scalzacani, c'è il tentativo di ricostituzione del partito fascista. Non si può leggere altrimenti, secondo il presidente dell'Ampi di Treviso Giuliano Varnier, lo svolgimento a Vedelago dello squadrismo Summerfest, diventato un caso politico dopo il post sui social dell'ex consigliere regionale Gio Formaggio, oggi in Futuro Nazionale. Fotoricordo e sorrisi con quelli che definisce i camerati trevigiani, tra cui il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, ma all'evento c'erano partecipanti arrivati un po' da tutto il Veneto. Vocabolario e slogan che richiamano al ventennio. L'associazione Partigiani ammonisce a non sottovalutare il fenomeno e invoca l'intervento della prefettura. Qui siamo proprio in piena violazione della legge Scelba e della legge Mancino.
E quindi io penso che le autorità dovrebbero prendere dei provvedimenti, quindi perseguire questi che sono chiaramente reati. C'è, dice Varnier, un'apertura da parte del governo a un revisionismo che fa sentire autorizzati i partecipanti a eventi come questo, giunto alla 5ª edizione, ad uscire finalmente allo scoperto. Cristian Zamperoni, organizzatore del festival estivo, da poco tesserato con Futuro Nazionale, respinge ogni accusa di apologia. Secondo noi è un'ossessione perché hanno paura di fantasmi del passato, cioè squadrismo è un nome, sì, c'è chi dice che rievoca diciamo gli anni 20, ma squadrismo significa anche compattezza, significa unione, significa fare squadra, tutto qua. Cioè non avevamo manganelli, non avevamo mitragliatrici, non avevamo nulla di tutto ciò. Io sinceramente non vedo per quale motivo si debba creare una polemica attorno, ripeto, a una festa dove l'attrezzo utilizzato al massimo era una beccanella per stringere il gas della bombola alla spina di birre. Il sindaco Dispresiano della Pietra, che già da settimane nega la notizia di un imminente passaggio al partito di Roberto Vannacci, fa sapere che la sua presenza a Vedelago non ha un significato politico. Squadrismo, camerati, camicie nere fanno parte di un lessico, dice, che non gli appartiene. Mai credo nella vita mi abbiate visto fare un saluto romano o usare certe terminologie, che poi dopo io sia di destra credo che lo sappiano anche i sassi, che condivida alcuni ideali anche, poi però insomma che la mia presenza lì venga definita come un'adesione a particolari gruppi, no, ero lì a bere una birra con alcuni amici. Ma iniziative provocatorie come un festival che inneggia lo squadrismo fanno alzare il livello di attenzione alle opposizioni politiche. Invocare lo squadrismo non è folklore, è l'invocazione, il richiamo esplicito a un regime autoritario i cui valori sono incompatibili con quelli della nostra Repubblica. Gio Formaggio era presente sabato pomeriggio a Vedelago, qualche ora prima era andato a Bassano con una foto che dice molto del laboratorio politico che c'è a Bassano del Grappa. Gio Formaggio insieme a Nicola Finco, insomma la Casa dei Comuni esce allo scoperto e prepara la battaglia per la presidenza della provincia. Chiamatelo pure aperitivo, ma queste sono fotografie che fanno rumore, non solo del centrodestra vicentino. Bassano, un sabato di fine agosto, il vannacciano Gio Formaggio siede al tavolo con il sindaco della città, Nicola Finco, e attorno a loro ci sono la consigliera regionale leghista Morena Martini e i futuristi Gianangelo Boff, parlamentare trevigiano, e i consiglieri comunali Gianluca Pietrosante di Bassano e Cristina Zanini di Monticello Conteotto. Provenienze diverse, un obiettivo evidente, costruire la Casa dei Comuni che conta già 85 amministrazioni vicentine per le provinciali e stringere Fratelli d'Italia all'angolo. Formaggio mette anche il timbro politico. Futuro Nazionale, scrive in un post, rispetterà il patto di San Piero alle provinciali d'autunno. Tradotto, l'appoggio trasversale a Finco è rivendicato pubblicamente. Nella fotografia manca Giacomo Possamai, sindaco del PD di Vicenza, ma sarebbe un errore pensare che Possamai sia estraneo. Sì, perché è uno dei motori dell'operazione politica, perché la forza dell'operazione sta nel mettere insieme mondi che normalmente si combattono. Amministratori civici, Lega, Futuro Nazionale e pezzi del centro-sinistra, attorno a una candidatura, quella di Nicola Finco, capace di sbarrare la strada a Fratelli d'Italia. E mentre i meloniani, anche a Bassano, rivendicano il proprio peso elettorale, i competitor provano a costruirgli attorno una maggioranza di sindaci e amministratori. La battaglia per Palazzo Nievo è cominciata. Da Bassano è arrivato un segnale inequivocabile. La Casa dei Comuni, con la triade Finco, Possamai, Formaggio e il patto di San Piero, non si nasconde più, mostra i muscoli. Torniamo però a parlare della ombra del fascismo. Avete visto la bufera sul caso squadristi, ebbene guardate cosa accade invece a Selvazzano Dentro.
La foto storica in cui compariva la Casa del Fascio scompare dai monitor del computer che sono dislocati nella sala del Consiglio Comunale e in altre sale pubbliche all'interno della sede comunale di Palazzo Maestri a Selvazzano Dentro. La decisione dopo l'approvazione della mozione avanzata da alcuni consiglieri di maggioranza che è passata e così la foto è stata rimossa. Quando si accendevano fino a un mese fa gli schermi del Consiglio Comunale, la prima immagine che compariva per qualche minuto è la Casa del Fascio. Così come stessa cosa succedeva nella sala dove si effettuano i matrimoni, gli incontri pubblici e nell'altra saletta che abbiamo qui sopra, ed è in questo caso una scelta che non si capisce da dove arriva se non la data. La foto sul monitor risale al 17 dicembre del 2016, giorno in cui è stato inaugurato Palazzo Maestri dopo la ristrutturazione. È un fatto gravissimo perché non si trova traccia di chi abbia deciso questa cosa, se la Giunta, se il Consiglio, un qualche assessore, il sindaco, un tecnico, un funzionario, non si sa perché non si trova traccia nell'archivio del comune. Ma questo non è l'unico atto dell'amministrazione Piron in carica dal 2024, che qualche mese fa ha fatto rimuovere dalle vetrofanie della sala del Consiglio Comunale la scritta Sala del Gran Consiglio, nome che ancora una volta evoca l'epoca fascista. Per il sindaco Claudio Piron un fatto grave se si tiene conto che dal 1944 è in vigore la legge che impone la defascistizzazione degli enti locali, ovvero la rimozione di tutti quei nomi e simboli legati al ventennio fascista. È grave, gravissimo e preoccupante che dopo 72 anni, nel terzo millennio, nel 2016, qualcuno abbia riportato in una delibera il nome di Sala del Gran Consiglio. Ricordo, per chi avesse la memoria corta, che il Gran Consiglio è l'organo che Mussolini, il duce, il dittatore, ha voluto per essere accompagnato, affiancato dai gerarchi per prendere le decisioni più ostili alla popolazione. Lì dentro sono state emanate nel 1938 le leggi razziali. Oggi la sala è stata intitolata al partigiano Vittorio Marangon. Oggi noi abbiamo tentato di cancellare questa pericolosa indifferenza e l'abbiamo intitolata questa sala a un partigiano, un maestro, un cattolico che ha fondato le ACLI e l'ente di formazione professionale l'ENAIP Veneto, Vittorio Marangon, cercando di ripristinare la storia civile, morale di questo paese, di Selvazzano. Cambiamo argomento, controlli antifurbetti alle pompe di benzina. La polizia locale di Casale sul Sile, siamo di nuovo nella Marca Trevigiana, ha segnalato alle autorità competenti un benzinaio del territorio che attirava i clienti con un escamotage truffaldino. Proponeva sui cartelloni benzina a un prezzo conveniente, salvo poi comunicare ai clienti che si fermavano per il rifornimento che quel tipo di carburante era esaurito. A quel punto proponeva loro una benzina a un prezzo decisamente superiore. La polizia locale di Casale sul Sile, impegnata nei controlli sulla trasparenza dei prezzi alla pompa in un'estate di continui rincari, ha riscontrato come il comportamento del gestore fosse sistematico. Il tutto è stato documentato e gli atti saranno ora trasmessi agli organi competenti che faranno le loro valutazioni in base alla normativa in materia di esposizione dei prezzi dei carburanti. Chi si ferma in un distributore dopo aver visto un determinato prezzo dalla strada deve poter contare su un'informazione chiara e trasparente, è stato il commento del comandante della polizia locale di Casale, Alfredo Nobili. Di controlli fondamentali a tutela dei cittadini parla la sindaca Stefania Golisciani, che annuncia che l'attività di monitoraggio dei vigili proseguirà a tutela dei consumatori. Intanto la benzina continua a essere oltre i 2 euro, il diesel sopra i 2 euro anch'esso, un salasso per cittadini e autotrasportatori al rientro in città dopo le vacanze. Prezzi dei carburanti stabili inizio settimana e per fortuna aggiungiamo, ma il rincaro post Ferragosto è sicuramente tra i segni più che maggiormente preoccupano tra gli aumenti che stanno funestando il rientro in città.
Benzina oltre 2 euro, diesel che se ti va bene non raggiunge 2,2 euro al litro, mentre il governo lavora alla ricerca di coperture economiche per garantire il taglio delle accise. Dalle associazioni arriva la richiesta di interventi che non si limitino a provvedimenti tampone. Il prezzo del carburante continua a salire e questo ci preoccupa moltissimo, sia per quanto riguarda i gestori sia per quanto riguarda tutte le attività economiche. C'è stato un prolungamento del taglio delle accise per un giorno, penso che sia abbastanza insignificante. Abbiamo bisogno di un intervento effettivo sulla composizione del prezzo del carburante. C'è bisogno che a livello governativo si faccia un intervento strutturale sulla filiera del prezzo del carburante, in modo che non diventi più un effetto tampone, ma un effetto strutturale per il costo effettivo alla pompa delle benzine. Gli aumenti di fatto danneggiano anche i gestori, continua Convento, che vedono una diminuzione delle vendite di carburanti, per questo sui controlli aggiunge. Ma sappiamo benissimo che il gestore non determina il prezzo, anche perché il margine effettivo del gestore sono di pochi millesimi, quindi i controlli giusti che vengono fatti non devono essere sicuramente incolpati i gestori per delle differenze di prezzo che vengono comunicate solitamente dalla compagnia petrolifera e il gestore stesso aumenta o diminuisce il prezzo nel momento in cui gli viene comunicato. A Vicenza adesso per parlare di TAV, da un lato il sequestro dell'area dopo il ritrovamento di Eternit e amianto, dall'altra la preoccupazione dei residenti. Parliamo del cantiere TAV di via Verona a Vicenza. In queste ore c'è anche una novità. In Viale Verona a Vicenza le ruspe sono ancora ferme. Il cantiere della TAV infatti è stato posto sotto sequestro per il ritrovamento di Eternit e amianto in attesa di effettuare bonifica, rimozione e smaltimento di questo materiale pericoloso. Però proprio in queste ore qualcosa si è mosso. Il Comune infatti aveva chiesto ad ARPAV nell'ordinanza emanata di effettuare dei monitoraggi per capire se ci siano realmente delle particelle di amianto nell'aria attorno al cantiere. Avevamo proprio rinforzato questa richiesta anche stamattina e in questo momento ARPAV è fuori, sta facendo dei monitoraggi in 3 punti al confine dell'area sotto sequestro, quindi è in corso adesso. Per il resto stiamo attendendo ancora da ARPAV informazioni riguardanti questo aggiornamento del piano dei lavori, non abbiamo notizie che sia arrivato da IRICAV niente in aggiunta rispetto a quello che c'era già, quindi rimaniamo in attesa e confidiamo in uno sviluppo molto veloce, però già oggi diciamo che è una cosa che avevamo tanto richiesto e che finalmente diciamo è in atto, quindi siamo come dire in ansia per capire i risultati quali saranno. In questi giorni non sono mancate le richieste dei cittadini di sapere se e quanto pericolo sia presente per la salute della popolazione. In realtà il Comune può far poco. Il provvedimento di sequestro e l'intervento del magistrato frenano ogni iniziativa autonoma delle varie parti in causa. Ricordiamo che c'è un'indagine in corso, l'area è sotto sequestro, c'è un GIP che è stato incaricato e quindi è chiaro che noi non possiamo fare niente, ma in realtà nessuno può fare niente se non quello che il GIP autorizza di fare. Il Comune ha fatto i monitoraggi di quelle che sono le operazioni in cantiere, ha fatto le segnalazioni e sono usciti in affiancamento con ARPAV nei giorni scorsi e anche adesso immagino che ci sarà la polizia locale ad assistere a questi monitoraggi, quindi quello che possiamo fare l'abbiamo fatto. Ecco perché il monitoraggio dell'ARPAV, i cui risultati si conosceranno nelle prossime ore, può davvero sbloccare la situazione e far ripartire nell'ordine lo smaltimento di Eternit e amianto, la bonifica dell'area, l'abbattimento degli edifici coinvolti e soprattutto il cantiere dell'alta velocità. Ancora pochi istanti di pubblicità e l'ultima pausa di questa prima edizione. Ripartiremo dall'allarme lanciato dal sindaco di Chioggia Mauro Armelao. Più controlli, la promessa è questa, per evitare che i giovani, come fanno spesso postando poi i video e le immagini su Facebook, si lancino, si tuffino dal ponte Baden-Powell in un canale navigabile. Una pratica, è il caso di dirlo e non dovrebbe essere necessario dirlo, pericolosissima. Ripartiremo da qui subito dopo la pubblicità. Evitate di tuffarvi sopra il ponte Baden-Powell in un canale navigabile. Lì passano anche barchini, anche alcuni a forte velocità, quindi non piangiamo quando succede
diciamo, quando accadono delle cose che sono ormai accadute. Non è una bravata, non è un gioco, è un comportamento irresponsabile e pericoloso. Dopo aver lanciato un appello via social direttamente ai giovanissimi che ultimamente si tuffano dal ponte Baden-Powell a Borgo San Giovanni in un canale navigabile dove un'imbarcazione può passare in qualsiasi momento, il sindaco di Chioggia Mauro Armelao si rivolge anche ai loro genitori, perché se i ragazzi non comprendono il pericolo è compito degli adulti intervenire. Questi tuffi sono vietati non solo dal regolamento di polizia urbana del comune di Chioggia, ma sono vietati anche dal codice della navigazione. Quindi doppio divieto, ma vedo che sono incuranti. Allora mi rivolgo veramente anche ai genitori: state attenti ai vostri ragazzi. Lo so che quando sono fuori casa è impossibile seguirli ovunque, però mi rivolgo veramente ai genitori che sanno che magari i ragazzi vanno a tuffarsi in qualche zona di Chioggia. Bastano pochi secondi per trasformare una bravata in una tragedia, ha scritto Armelao, chiedendo ai ragazzi di usare la testa. Pensate alla vostra vita, ha aggiunto. Pensate ai vostri genitori, alle vostre famiglie, agli amici e a tutte le persone che vi vogliono bene che verrebbero distrutte da una tragedia. Al di là degli appelli, in ogni caso, dal comune ora arriva anche un'altra risposta. Ora chiederò alla polizia locale non solo di effettuare dei controlli mirati in quella zona, ma chiederò anche di verificare i video che ci sono dalla telecamera di videosorveglianza del comune, affinché si possano identificare questi ragazzi giovani, e poi andremo dai genitori a suonare il campanello. C'è una notizia dell'ultima ora che riguarda la Marca trevigiana. Parliamo di un incidente avvenuto intorno alle 11:30 di questa mattina in corso Mazzini. Una bambina di 5 anni è precipitata accidentalmente dal quinto piano del condominio, fermandosi sulla terrazza del secondo piano. In casa c'erano i genitori che però sembra non si siano accorti di nulla. La bambina è stata trasportata all'ospedale di Treviso in gravi condizioni, è in pericolo di vita. Sul posto ci sono i carabinieri di Montebelluna in questo momento per gli accertamenti. Dunque una bambina di 5 anni che cade dal balcone al quinto piano ed è in gravissime condizioni. Questo a Montebelluna meno di poco più di un'ora fa. Un bimbo invece di 4 anni è stato salvato ieri in spiaggia a Bibbione, stava mangiando un tarallo e si stava soffocando. Decisivo l'intervento di un bagnino. Questa mattina la nonna di un bambino è corsa sotto il mio ombrellone e successivamente mi sono andato incontro e vedendo il bambino che aveva ingerito un tarallo ho praticato la manovra di Heimlich e l'ho aiutato a riprendere il respiro e tutto si è concluso per il meglio. È questo il racconto del bagnino di Bibbione Pineta che nelle scorse ore è intervenuto per salvare la vita a un bambino di 4 anni. Il piccolo, appartenente a una famiglia triestina in vacanza, aveva ingerito un tarallo e stava soffocando. Attimi di grande paura nei quali sono stati decisivi la prontezza e soprattutto la preparazione del bagnino, che è riuscito a intervenire tempestivamente e a liberare le vie respiratorie del bambino, evitando conseguenze ben più gravi. Un episodio che riporta l'attenzione sull'importanza della formazione degli operatori in spiaggia. A sottolinearlo è anche Lorenzo Braida, presidente del Sindacato Italiano Balneari del Veneto, intervenuto sulla vicenda. Effettivamente è stato un intervento tempestivo e con grande soddisfazione, perché è appena successo, fra l'altro sono ancora scosso anch'io. L'intervento è stato davvero risolutorio e questo ci dà forza nel dire che anche tutta la campagna di formazione che viene fatta anche dall'ASL sulle spiagge per la formazione per le mamme, sta benedetta manovra di Heimlich, non è tempo buttato perché può salvare delle vite. Stamattina io ne ho avuto proprio la prova concreta, perché per la prima volta è successo in spiaggia e abbiamo agito secondo quel tipo di procedura ed è stata veramente risolutoria. Un video diventato virale in poche ore. Siamo nel Bellunese, siamo ad Agordo ed è un video che porta ancora all'attenzione una volta il tema del decoro nei centri cittadini, anche ad esempio nei centri turistici. Guardate. Al
Altro che travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto di vermiglieriana memoria. Qui il Teatro della Passione Sfrenata non è un'isola deserta, ma una strada del centro di Agordo, lungo l'isola pedonale. Le immagini girate da un passante hanno fatto il giro delle chat e sono arrivate allo smartphone del direttore di Radio Più, Mirko Mezzacasa, che le ha pubblicate. Nel video di poco più di 30 secondi si vede la coppia semisvestita sui San Pietrini di Via Carrera, apparentemente incurante del fatto di trovarsi in un luogo pubblico, nessun tentativo di interrompere l'atto nemmeno di fronte a un passante. Un episodio che ha attirato l'attenzione soprattutto per il contesto, non una spiaggia lontana da occhi indiscreti o una radura nel bosco, ma una strada cittadina dove chiunque può trovarsi nell'imbarazzante ruolo di spettatore. Il video è diventato rapidamente oggetto di commenti e condivisioni. Una vicenda che, al di là dell'ironia e del richiamo cinematografico, riporta al centro una domanda molto concreta: dove finisce la libertà dei singoli e dove comincia il rispetto per uno spazio condiviso? Cambiamo argomento. Venerdì alle 10 nella chiesa di Santa Maria Assunta, il Duomo arcipretale di Mogliano, i funerali di Lucio Carraro, spentosi domenica a 72 anni dopo una grave malattia, un lutto che ha colpito tutta la comunità e la Marca per la scomparsa di una figura che ha attraversato il mondo della cultura, della politica, dell'informazione e della scuola. Fu tra l'altro vice sindaco a Mogliano e assessore alla cultura, scrittore, poeta, insegnante, per anni presidente del Premio Berto, giornalista acuto nell'osservare vizi e virtù del territorio. Venerdì alle 10 a Mogliano i funerali di Lucio Carraro. Nel giorno in cui fu posata la prima pietra, il 25 agosto del 1428 del santuario di Monteberico, dopo la seconda apparizione mariana, viene presentato il Cammino delle Apparizioni. Siamo ovviamente a Vicenza. Si tratta del cammino storico che attraversa le province di Vicenza, Trento e Bolzano, passando per i santuari mariani dell'anno giubilare mariano e della rinascita. Ce ne parla Luisa Bertini insieme a Simone Squarcina. Siamo nel comune di Dueville, dove oggi è stato presentato il Cammino delle Apparizioni e un pellegrinaggio che si svolgerà dal 2 all'8 settembre, proprio in occasione dell'anno giubilare mariano, da Pietralba a Monteberico. Sono in compagnia con il presidente Claudio Guglielmi, presidente dell'associazione Cammino Passo dopo Passo, e con Nicola Cazzola, associazione Oggi di Pedemontana Veneta e Colli. Dunque, presidente, un cammino che viene valorizzato con questo pellegrinaggio in un anno particolare. Sì, allora, 2 settembre parte il pellegrinaggio, mentre noi ci troviamo il giorno prima perché verrà scoperta la Quinta Stele, che è il punto di riferimento dei luoghi importanti mariani di tutto il nostro cammino. Il cammino parte martedì 2 settembre, raggiungeremo il santuario quindi da Pietralba, arriveremo a Baselga di Pinè per poi entrare nella Valle dell'Astico, quindi passiamo dalla provincia di Bolzano, provincia di Trento, entriamo nel territorio vicentino e lungo la Valle dell'Astico proseguiamo verso il santuario di Santa Maria dell'Olmo a Thiene. Ultima tappa per l'evento importante di 600 anni, raggiungiamo Monteberico l'8 settembre partendo da Villaverla verso ovviamente Monteberico. Ecco, si tratta del pellegrinaggio mariano più lungo d'Italia che punta anche alla valorizzazione del territorio. Sì, certo, il Cammino delle Apparizioni nasce come un collegamento, un cammino legato alla spiritualità e alle apparizioni mariane, e quello che stiamo facendo è trasformarlo in un prodotto turistico. Unisce 26 comuni, 3 province, Vicenza, Trento e Bolzano. Quello che troverete anche nel sito internet camminodelleapparizioni.it sono tutte le tappe, tutto quello che servono le informazioni per il pellegrino, per il turista che arriva nel nostro territorio, e nelle prossime settimane troverete anche le strutture ricettive, quindi dove mangiare, dove dormire e tutte le informazioni che sono utili proprio per legarsi al territorio e visitare appunto, la nostra destinazione, il nostro territorio. Ecco, la fede diventa occasione proprio per promuovere quello che è la cultura territoriale. Questo è proprio un segmento che si chiama turismo lento, quindi entrare in introspezione con l'anima, con se stessi, e quindi la fede unita poi anche a un cammino proprio anche proprio di individuale anche a un certo punto, quindi non solo la fede ma anche tutta la parte che poi, grazie alla costruzione di questo prodotto turistico,
turistico poi abbia delle ricadute economiche nel nostro territorio. Ecco, io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Il gruppo Alpini di Cassola invece celebrerà nei prossimi giorni i 90 anni dalla fondazione con il ricordo dei caduti. Era il 15 agosto 1936 quando a Campegia nasceva il gruppo Alpini di Cassola, intitolato al generale Ermenegildo Moro. Oggi i soci sono circa 200 tra effettivi, amici e aggregati. Il 90° anniversario di fondazione sarà celebrato con 3 giornate di eventi. Venerdì 11 settembre la chiesa di San Marco ospiterà il concerto del coro Edelweiss Sana Montegrappa. Sabato 12 dalle 17:30 la cerimonia ufficiale partendo dalla Baita Verde, sede del gruppo, arrivando al Sacello dell'Immacolata. In questa occasione dei 90 anni li vogliamo sempre ricordare perché loro sono stati loro quelli che hanno iniziato e noi vogliamo mantenere sempre ricordandoli con questa festa che faremo importantissima. Con questa attività del 90° noi vogliamo ricordare appunto i nostri soci che nel 1936 hanno fondato, che il gruppo di Cassola è il capostipite, diciamo, dei gruppi di San Zeno e San Giuseppe Poi, che sono all'interno del nostro comune. Il programma del 90° si conclude a sabato 19 settembre con il 7° pellegrinaggio al Monte Solon, ultimo baluardo di difesa alla fine della Grande Guerra. L'abbiamo chiamato pellegrinaggio perché si sale così tutti in colonna a piedi, c'è 20 minuti di cammino, ma bello. E sopra facciamo la cerimonia. Negli anni passati con la cerimonia c'era anche la celebrazione di una messa, poi avendolo spostato al sabato facciamo il ricordo dei nostri caduti. Aspettiamo la gente di Cassola, le associazioni dove sono state coinvolte tutti quanti a quel giorno, a quella serata, alla partecipazione, a fare evviva e brindare al 90°. In chiusura una precisazione di cronaca, poi vi ricordo un'altra notizia. Allora, abbiamo aperto parlando del 18enne colpito alla testa con una bottigliata durante una rissa 2 notti fa a Cerea. Peraltro chi lo ha aggredito ed è stato arrestato è un altro 18enne, un coetaneo, è un 18enne di origine marocchine la vittima. Ebbene, il 18enne di origine marocchine colpito dalla bottigliata è tenuto ancora in vita dalla terapia di supporto della terapia intensiva neurochirurgica dell'azienda ospedaliera di Verona. Date le gravi condizioni evidenzia le aziende in una nota, la prognosi si profila infausta. È attesa nelle prossime ore la probabile convocazione della commissione per stabilire la morte cerebrale. Entro domani sarà la commissione a constatare dunque ufficialmente il decesso del 18enne. E poi vi ricordo la notizia dell'ultima ora di poco fa, una bimba di 5 anni caduta dal 5° piano di un condominio a Montebelluna, ha fermato la sua corsa, diciamo, verso il basso nel terrazzino al 2° piano, gravissime le ferite, la bimba è in pericolo di vita. Queste erano le ultime notizie, vi lascio allora al meteo e poi alle 16:15 il film western Il Duello. Grazie per averci seguito, arrivederci.